grazie a tutti per l'attenzione e per essere venuti a questo incontro. Per me è un grande onore presentare un fumetto che è andato avanti ormai per quanto 2 anni di allenamento, che ha coinvolto vari autori conosciuti e meno, che però ha dato visibilità anche a ragazzi che stanno iniziando la carriera. Questo credo sia molto importante. Si tratta di Rusty Toad, un fumetto molto particolare quando viene pubblicato esclusivamente in rete, nel sito apposito appunto. Ed è un fumetto di un genere molto particolare, un genere di un fumetto noir, che si sviluppa in poco tempo da un punto di vista strettamente, come dire, tempistico, in quanto tutto accade praticamente nelle stesse 24 ore, meno. Niente, in questo strano, almeno in questo quartiere di una città grande americana, appunto, si sviluppano e si intrecciano le storie umane di più persone, spesso disperate, a volte anche divertenti. Ma magari lascio la parola a Emiliano, che saprà illuminare meglio sulla genesi di questo, ormai questo lavoro che insomma, ha fatto, sta facendo, non dico la storia del fumetto digitale, ma quasi, insomma. Grazie. Intanto con me ci sono Antonio Lucchi, che è il disegnatore del 13° episodio che abbiamo messo online ormai un paio di mesi fa, se non ricordo male, e Pier Gallo, che è di Porto Torre, Sant'Omi di Sassari. Invece la storia di Pier verrà disegnata nei prossimi giorni e la metteremo online appena possibile. Antonio e Pier sono 2 dei 45 disegnatori che finora ho riunito nello staff di Rusty Dogs, che è composto da disegnatori di tutta Italia e che hanno lavorato per alcune delle case editrici più importanti sia a livello nazionale che a livello internazionale, sia per la Francia che per gli Stati Uniti. Il progetto è iniziato per caso, per gioco, 2 o 3 anni fa, semplicemente perché stavo guardando la colonnina dei link sul mio blog e mi ero reso conto che c'erano tanti disegnatori che erano pur nelle loro grandissime differenze, erano in qualche modo collegati da una certa propensione alle atmosfere scure, avevano un segno scuro, questo a prescindere dai fumetti che facevano nella loro carriera. E mi sono detto, ma perché non c'è un editore che non li riunisce in uno staff per magari fare proprio un fumetto che abbia questo tipo di atmosfere, questo tipo di clima? Siccome poi ho notato anche che molti erano amici o persone con le quali avevo un rapporto di buonissima confidenza già da qualche anno, ho detto, provo a farlo io, mal che vada mi dicono di no. E mi ero ripromesso di fermarmi dopo i primi 3-4 no, che ero sicuro sarebbero arrivati, perché non avendo un editore alle spalle, non avendo una redazione che mi avrebbe potuto sostenere nell'organizzazione, pensavo che insomma, ognuno di loro campa grazie al disegno, non avrebbe potuto sottrarre troppo tempo da dedicare alle storie. Ho provato comunque a proporglielo. E gli ho detto che in ogni caso non si sarebbe mai trattato di storie lunghe, ma di storie brevi di massimo 4 pagine, e invece sono arrivati soltanto dei sì. La cosa mi ha chiaramente fatto estremamente piacere, però mi ha anche responsabilizzato, perché ho detto adesso bisogna farlo, proprio perché tutti avevano aderito. Da lì abbiamo cominciato, subito dopo in corsa è salito anche Andrea Toscani, che è una figura importante di Rusty Dogs insieme a Mauro Mura. Nessuno dei due è un disegnatore, ma assolvono dei ruoli importantissimi. Quello di Mauro innanzitutto, che è il curatore grafico proprio di Rusty Dogs, ha fatto il logo, cura graficamente il blog, fa il lettering di tutte quante le storie. Andrea Toscani invece mi fa da editor, che è una figura importante, per me fondamentale, perché quando ogni volta che finisco una storia gliela spedisco e aspetto che lui mi faccia letteralmente, mi spacchi il pelo in 4, in maniera tale da far sì che tutto torni sia a livello di coerenza interna del progetto, ma anche per questioni molto più apparentemente marginali, ma importanti a loro volta, refusi, incongruenze, anche errori di qualsiasi tipo. E questo lo fa prevalentemente sui testi, ma mi dà una grossissima mano anche a analizzare poi i disegni man mano che arrivano.
Quindi questo è giusto per introdurre brevemente. Ottima cosa, direi. Avere soprattutto qualcuno, come dire, che fa proprio da editor comunque sia, cioè il poter discutere il proprio lavoro. Niente, volevo adesso soprattutto sentire, visto che qui abbiamo due dei disegnatori, abbiamo proprio forse gli estremi, perché abbiamo il disegnatore, diciamo, a inizio di carriera, è quello che la carriera l'ha già avviata da tempo anche a livello internazionale, tutte e due in Rusty Dog, che insomma è abbastanza sintomatico anche del rispetto in fondo che hanno per il lavoro, forse anche per Emiliano, suppongo. Ecco, io volevo iniziare proprio da Lucchi, insomma. Che adesso sta collaborando a Davvero, quindi il fumetto digitale, insomma, la pubblicazione digitale diventa è un po' una mania, anche perché so che lavori soprattutto in digitale. Vuoi parlarcene un po'? Salve a tutti. Sì, sembra di stare a Sanremo, è bellissimo. Allora, io ho sempre avuto la passione dei fumetti. Mi piaceva tantissimo leggerli e cercavo di disegnarli. Il problema è che ho una pazienza proprio ai livelli bruttissimi, e quindi ogni volta che iniziavo a disegnare una tavola non vedevo l'ora di portarla a termine e ci riuscivo pochissime volte perché entravo in apnea e non riuscivo a concluderla. Il digitale mi aiuta perché riesco ad avere subito la visione definitiva, diciamo, della tavola, mi permette di sentirmi molto più libero e sciolto senza la paura di fare errori, perché tanto potrò rimetterci mano tranquillamente, e quindi è stata la salvezza. È nato tutto quanto per caso, nel senso che io avevo abbandonato l'idea di fare fumetto quando sono andato a Roma 2 o 3 anni fa per studiare grafica 3D per i videogame. Per puro caso, tramite conoscenze, un ragazzo mi ha chiesto se volevo partecipare a un concorso e ho preso la palla al balzo per provare la tavoletta grafica nuova che avevo preso, che è una schifezza incredibile, e ho fatto una storiella di un paio di pagine. Da lì però è nato tutto quanto perché Paolo Di Orazio ha visto le tavole su internet, sul mio Facebook. Non so cosa ci abbia visto dentro perché veramente è una pattumiera incredibile, e mi ha dato la possibilità di iniziare la carriera anche un po' bypassando forse la gavetta iniziale, perché ho pubblicato subito in edicola un Shinigami, è durato poco, però poi da lì piano piano sono venute via le cose. E appunto lavoro completamente in digitale con Photoshop e basta, credo che non ci sia altro. Arriviamo soprattutto alle atmosfere noir, per così dire, un genere spesso, un genere come genere letterario forse un po' bistrattato, però che il fumetto sta più o meno cercando di rivalutare, almeno certo fumetto comunque sia. Penso soprattutto a certi lavori della Vertigo. Ecco, se ci si è arrivato esclusivamente come per passione per il genere, cioè, c'è stato sicuramente un'osmosi rispetto alla linea dei disegnatori a cui ti eri rivolto, però ci eri già portato. Come lettore e come fruitore di film, quello sì, è il mio genere preferito, questo da sempre. Non ho capito. Pensavo ai precedenti filmici e letterari. Ce ne sono talmente tanti che in questo momento non me ne vengono neanche in mente, perché è sempre così, li hai sempre sott'occhio quando ti guardi la videoteca, quando guardi la libreria in casa, però poi alla domanda a freddo non riesci mai a rispondere. No, sia nel fumetto che nella letteratura che nel cinema ci sono tantissimi autori che mi piacciono da matti, ma questo a prescindere dal fatto che poi scriva o che faccia il libraio, poi mi piacciono perché mi cibo di letteratura, di musica, di cinema, di fotografia. Nel fumetto ci sono tanti sceneggiatori che mi piacciono, alcuni sono italiani, altri sono in particolare americani come Jason Aaron, Ed Brubaker, che sono sicuramente fra i miei preferiti. Nel cinema è tutto il cinema buono che mi piace, soprattutto ecco, recentemente, negli ultimi anni, forse ho
riscoperto tanto cinema negli anni 70 che quando ero ragazzino ho visto poco per ragioni d'età e che ho riscoperto in età adulta. Faccio un nome che conoscono tutti come Peckinpah, che è sicuramente un grandissimo regista. Per quanto riguarda invece il genere, è un genere che in realtà soprattutto in Italia e in Francia negli ultimi anni sta attirando tantissima attenzione, perché viene utilizzato prevalentemente in Italia per raccontare la dimensione italiana, soprattutto per quanto riguarda tutti i crimini che, al di là di quelli politici chiaramente, affliggono il nostro paese. C'è un autore in particolare che si occupa di noir, che scrive noir, come Massimo Carlotto, che racconta l'Italia attraverso questo filtro, il cosiddetto noir sociale. Anni fa, negli anni 70 e 80 c'era la fantascienza sociale, negli ultimi anni in Italia si è sviluppato questo genere, c'è stata una grandissima attenzione nei confronti del noir, in più questa sorta di sottogenere, il noir sociale, che ha coinvolto e sta coinvolgendo tantissimi autori. E questo soprattutto nella letteratura, meno nel cinema, ma quello riguarda il male endemico del cinema italiano, che non fa cinema di genere. Nonostante si sia nascosto là in fondo, arriviamo anche a Pier Gallo, un autore che è sulla piazza ormai da molto tempo, che ha collaborato, che ha lavorato per il mercato italiano, per quello francese e ultimamente per quello americano. Insomma, hai spaziato un po' ovunque. Ecco. In questo spaziare però hai avuto un punto di incontro con vari autori, appunto con Rusty Dog. Come ci sei arrivato e soprattutto come ti ci sei adattato? Ecco. Sono arrivato perché Emiliano mi ha chiesto di fare 4 tavole per la storia ed ero ben felice di farle. Ci conosciamo da sempre, in pratica, quindi 20 anni secchi. E poi è stato un po' un tornare a casa, perché se fosse per me io il noir lo farei a tempo pieno. È quello che mi piace leggere. Tu poco fa hai parlato di Brubaker, cosa non è criminal. Quindi il genere è quello in cui più mi sento a mio agio. A me piace fare anche altro, intendiamoci, però è quello che di solito finisco per leggere. In questo momento sto seguendo 2 serie in particolare, sono 2 noir, uno è Sculpt e l'altro, un'altra cosa incredibile, l'altro è Criminal. Quindi ben venga l'opportunità di disegnare un capitolo di Rusty Dogs. Che altro? Spero di muovermi un po' più di così, perché in questo periodo ho già iniziato, la prima tavola è a metà, però poi ho dovuto mollare perché ci sono 1000 cose cui stare appresso e adesso spero di andare a Dama nel mese prossimo. Me lo auguro. È una promessa a cui ti legheremo. A proposito di promesse, ecco, Rusty Dog ha fatto quante puntate ormai? 13 13 pubblicate. E scritte? Me ne mancano 8. Quindi per un totale di 45 pagine. Quindi comunque sia, stai finendo praticamente di scrivere Rusty Dog. E dopo Rusty Dog? Mi prendo una pausa, no? Perché allora, per un semplicissimo motivo, io di mestiere faccio altro. Scrivere questo fumetto mi prende veramente tanto tempo, anche se poi si sviluppa in episodi di lunghezza minima, perché sono 4 pagine che si leggono in un soffio. Scriverle è piuttosto complicato, sia per l'esperienza che ho, che non è quella che possono avere i disegnatori con cui invece collaboro, che già da tanti anni fanno questo di professione, sia perché per come l'ho strutturato ho scoperto essere più difficile di quanto pensassi e di conseguenza mi pone sempre nelle condizioni di farmi delle domande, e siccome non mi piace lasciare degli interrogativi in sospeso, se trovo un mio limite cerco di migliorarlo significa che devo studiare significa che mi serve tempo e quindi questo può ritardare a volte anche la scrittura degli episodi. Infatti per circa 1 anno e mezzo sono rimasto quasi fermo, ne ho scritto pochissime, mentre le ultime 20 storie le ho scritte negli ultimi 3 mesi, perché questo lo devo in qualche modo a Bruno, a tuo fratello Bruno Enna,
perché mi sono ricordato di una frase che mi disse prima di cominciare addirittura Rusty Dogs. Gli dicevo: no, guarda, io mi porto sempre dietro un blocchetto per gli appunti, sto prendendo un sacco di appunti su questo progetto, lo voglio portare avanti. Alla fine Bruno mi ha detto: sì, però basta prendere appunti, scrivi, perché dopo che prendi gli appunti con quelli te ne rimani e te li leggi tu da solo e ti fai tante belle storie in testa. No, lo volevo portare, me lo sono dimenticato. 3 mesi fa, 4 mesi fa mi sono ritrovato a considerare che le storie languivano, che è vero che alcune erano già fuori, dovevano essere disegnate, però io non stavo scrivendo tanto. E allora mi sono fatto una piccola promessa a proposito delle promesse che hai citato tu. Siccome quest'anno, fra poco, compio 40 anni, ho detto: voglio chiudere Rusty Dogs con i 40 anni. Se riesco il giorno del mio compleanno mi faccio un bel regalo. Non dovrei riuscirci, però diciamo che il 1° giugno dovrei riuscire a finire di scriverlo. E dopo vediamo, insomma, c'è tempo, c'è da lavorare anche in libreria, quindi per adesso va bene così. Il probabile futuro editoriale di Rusty Dog. So che hai avuto proposte per, diciamo, pubblicazioni più tradizionali almeno. Come lo vedi semplicemente? Lo vedo che non ci penso adesso, perché Rusty Dogs nasce per stare online, nasce per stare su internet e non è nato in sostituzione della carta, ma perché mi piaceva l'idea di farlo subito, avevo voglia di farlo subito, avevo voglia di farlo leggere subito, mentre i tempi della carta, lo sai meglio di me perché fai questo di professione, sono molto più lunghi, e soprattutto quando ti relazioni con un editore devi chiaramente interfacciarti con lui e capire quali sono anche le sue esigenze. Questo con un bel po', una bella secchiata di presunzione, io lo volevo evitare, perché sono convinto di avere le idee chiare su cosa voglio raccontare, su come lo voglio raccontare soltanto così. Gli editori, dopo che abbiamo iniziato la pubblicazione, alcuni si sono fatti sentire, sono tutti editori medio-piccoli che gravitano nel circuito delle librerie specializzate, non certamente il settore da edicola, ma per i problemi che affliggono il mercato attualmente non sono in grado di offrire un corrispettivo economico che invece io vorrei, non tanto o solo per me, ma anche e soprattutto per i disegnatori, dato che mi hanno fatto il regalo e mi stanno facendo il regalo e mi faranno il regalo quelli che ancora devono disegnare le storie, di partecipare gratuitamente al progetto. Mi sembra il minimo, nel momento in cui dovesse trovare uno sbocco cartaceo il progetto, che lo faccia con una contropartita economica che sia equa, che sia quantomeno accettabile e non sia offensiva. In questo senso un paio di proposte sono state particolarmente offensive, ho preferito evitarlo, cioè non pubblicarlo per pubblicarlo, a quel punto lo autoproduco io e si divide con i disegnatori l'utile, e sono molto più alti quegli utili di quanto non potrebbe offrire un piccolo editore da libreria. Tornando ai disegnatori, soprattutto al giovane Leone, come a volte appella i giovani leoni. Ecco, tu adesso stai partecipando a Davvero, ho visto la tua puntata, mi è piaciuta molto, una capacità grafica veramente come dire, professionale, molto fluida. Mi ricordo, non so, alcune cose, non so ben identificare realmente il tuo stile, però si vede una preparazione anche anatomica molto buona e molto avanzata. Ecco, invece le prospettive, so che adesso Davvero appunto avrà anche lui come serie come dire, un seguito cartaceo. Niente, tu sarai coinvolto, suppongo. La domanda non c'è niente di ufficiale, solo la pubblicazione cartacea. Io non posso ancora dire niente su chi è coinvolto e no, diciamo. L'altra domanda? No, semplicemente, quali sono, ecco, hai parlato un po' dei tuoi trascorsi, la tua formazione, come vedi la tua cosa, cioè magari il tuo futuro di disegnatore stando magari qui in Sardegna, soprattutto perché molti comunque escono.
La formazione, semplicemente ho fatto l'istituto arte e tutto quello che però non voglio denigrare la scuola perché è bella la scuola, mi sono divertito tantissimo, quello è però l'anatomia per esempio non si faceva, non c'era disegno al vero se non un cadavere di un insetto sul tavolo, rifallo, cioè, quindi tutto quello che so è perché da autodidatta me l'ho studiato, anche grazie a Barnogart che mi ha fatto conoscere Emiliano. Mi ha insegnato molto di più quest'uomo, forse perché andavo a rompergli le scatole ogni giorno in libreria e mi bastonava forte ed è servito più dei bravo, che bravo che sei a casa, ovviamente. Niente, adesso io spero di riuscire a rimanere in Sardegna perché amo la mia terra e non vorrei andare a vivere da nessun'altra parte e fortunatamente sia perché per l'avvento di internet, grazie a Dio non c'è neanche necessità, ora come ora, di andare a vivere fuori per fare questo mestiere. Abbiamo un esempio anche qua a fianco. Niente, io spero di riuscire prima di tutto a fare questo come lavoro e poi insomma tutto quello che viene è gradito. Un piccolo, diciamo, OT, come si usa nei forum, riguardo Piergallo. Piergallo è stato da poco alla Fiera di Barcellona, una fiera molto importante in cui intervengono editori praticamente da tutto il mondo. Volevo una sua impressione su quello. Si sta uscendo dalla crisi del fumetto, c'è creativamente e anche economicamente c'è la possibilità di lavorare per tutti. Allora, il bello del fumetto è che è sempre stato in crisi. La prima volta che mi sono proposto a una fiera avevo 18 anni e mi hanno detto lascia perdere, c'è crisi. Ed è vero, non è una battuta. Quindi noi in un certo senso, tra l'altro c'è questa cosa che secondo me adesso non è più tanto valida. Si è sempre detto che le forme di intrattenimento a basso costo durante i periodi di crisi funzionano ancora meglio. Solo che adesso l'intrattenimento a basso costo è identificabile con tantissime altre cose. Prima c'erano solo i fumetti e poco altro. Adesso invece ci sono mille cose, dai videogames, sappiamo tutti, anche i social network hanno finito per occupare gli spazi che prima erano dedicati alla lettura di fumetti o di quant'altro. Quindi, al di là di questo però, il fumetto secondo me è meno in crisi di tanti altri settori, questo è poco ma è sicuro. Una certa crisi però l'ho vista perché io non ho fatto tutta la fiera, ho fatto solo il venerdì a Barcellona e non avevo mai visto così poca gente in giro. E rispetto alle altre edizioni che avevo visto ce n'era nettamente meno, ma era un venerdì, hai visto mai che il sabato la cosa non sia un po' migliorata. Quindi sì, da quel punto di vista anche io mi sono detto, questo è un effetto collaterale della crisi, quella vera, quella seria. Il fumetto non lo vedo particolarmente in crisi, né in Europa né tantomeno in America. La crisi credo che potrebbe arrivare, ma non a causa di quello a cui stiamo assistendo, alla crisi economica, ma a questa novità proprio del fumetto digitale. Credo che sarà una scure che si abbatterà sul mestiere sotto molti aspetti. Parlo della versione digitale dei fumetti, chiamiamoli mainstream, di grande diffusione, quindi in particolare è una tendenza che sta cominciando a imporsi negli Stati Uniti. La DC Comics e la Marvel stanno allestendo un ricco catalogo che propone tutto quello che loro pubblicano su carta sulla piattaforma digitale. E a me questa cosa un po' mi dà da pensare, perché noi eravamo uno dei pochi settori che si era salvato dal disastro che si è abbattuto sull'industria cinematografica e su quella discografica, dove prima si era costretti ad andare al cinema a comprare la videocassetta piuttosto che a comprarti il vinile o il CD, adesso scarichi tutto dalla rete, c'è più diffusione del materiale, però c'è un danno economico non da poco, dove la musica, i musicisti hanno potuto ripiegare sui concerti dal vivo e dove il cinema ha potuto correre ai ripari con il 3D, con cose che sono specifiche della sala cinematografica. Noi rischiamo di prendere una mazzata di quelle memorabili, perché
se metti un ragazzo, anche uno studente magari, quindi con pochi soldi in tasca, se lo metti a scegliere tra il comprare la copia cartacea o anche quella digitale, che tra l'altro, e questo è un dato interessante, non è che costi poi tipo, che so io, un quinto del prezzo del cartaceo, no, costa il 70%, anche di più, vero? Quindi non c'è neanche questo gran risparmio. Insomma, per farla in breve, il ragazzo e anche l'adulto se lo scaricherà. Qualsiasi cosa venga pubblicata sulla rete a pagamento, il giorno dopo sarà sui Mule gratis. Quindi io sono curioso di vedere adesso quali saranno gli sviluppi di questo nuovo scenario. Io la crisi la vedo arrivare da quel fronte. E poi in parte credo che sia ancora vero che la nostra forma di intrattenimento relativamente a basso costo, perché un fumetto francese costa dai 10 ai 15 euro il cartonato, e anche i paperback americani non scherzano, come costi siamo sempre dai 12 ai 15 euro, si va fino a 20. Quindi sì, sicuramente c'è stata una flessione nelle vendite e tutto il resto. Credo che il peggio debba ancora arrivare. Ecco. No, volevo aggiungere semplicemente una cosa, sulla crisi del supporto, che sia cartaceo o digitale, sono d'accordissimo. C'è per un distinguo da fare che riguarda invece l'effervescenza, la ricchezza di proposte dal punto di vista del linguaggio invece. Il linguaggio non è minimamente in crisi. Forse mai come negli ultimi 5 anni il fumetto ha vissuto questo fermento enorme che c'è sia in Italia che in altri paesi. E questo è dovuto principalmente, dal mio punto di vista, alla possibilità che tanti autori che non pubblicano abitualmente, parlo degli autori emergenti o degli autori esordienti, hanno grazie a internet di relazionarsi tra loro. È una cosa che quando ho cominciato io a muovermi ai margini del mondo del fumetto era tutto un altro discorso, perché c'erano le fanzine cartacee che comportavano dei costi sia a livello di tempo che economici, e soprattutto c'era, per quanto riguardano i sardi, il mare di mezzo. E comunque per chi faceva delle fanzine nel cosiddetto continente c'erano comunque distanze a volte siderali che si potevano coprire soltanto con il treno. Internet ha accelerato tante cose, non ha accelerato soltanto la crisi dal mio punto di vista, ma ha accelerato anche la possibilità per tante menti, per tante teste di venire in contatto e di conseguenza di arricchire un panorama che è veramente sterminato. Io ogni volta che vado su internet semplicemente per curiosare, per vedere cosa c'è di nuovo, quindi senza una rotta precisa, rimango assolutamente stordito, perché le novità di blog, siti, anche Facebook, per cui stanno nascendo anche i fumetti fatti appositamente per Facebook. Ci sono tutta una serie di iniziative, tra le più belle e le più brutte, ma non è tanto una questione di qualità quella di cui sto parlando, è proprio il fermento che mi interessa sottolineare, che io ritengo incoraggiante, perché quando c'è la quantità c'è anche la possibilità di scegliere delle cose belle. Il problema è dove verranno pubblicate. Come dicevi tu, la carta può soffrire il digitale. Un'idea che a me non sembra scema, ma non ho grandi competenze tecniche, potrebbe essere questa: a chi compra la copia cartacea dai un codice per poterti scaricare la copia digitale. È un modo per comprendere nel prezzo di copertina del cartaceo quello digitale. Quindi chi ha un tablet se lo leggerà sul tablet, chi se lo vuole leggere sul computer se lo legge sul computer, ma solo su quel mezzo di lettura. E questo potrebbe far convivere tanto il cartaceo quanto il digitale, a mio avviso. Intendiamoci però, internet è la cosa migliore che ci è capitata dopo la gomma da cancellare, cioè è stato il passaggio epocale, quindi non è che io ce l'ho con internet, ci mancherebbe, però parlavo dell'aspetto del digitale, quindi di internet come piattaforma legato alla crisi del settore, quindi parlavo di quello che inevitabilmente porterà di male internet. Per il resto è stata una svolta epocale. Ma su quello che dicevi di dare una copia digitale insieme alla copia cartacea, io anche lì non sono d'accordo, pessima strategia, perché quella copia digitale farà sì che di quel fumetto ne vengano vendute una dozzina di copie, tutto il resto verrà messo online nel momento stesso in cui lo stanno studiando, dice?
però ancora non si può fare, mi confermate? Io magari... Altrimenti dovresti trovare, come si chiama, RDM, giusto? Quelli DRM, chiedo scusa, l'ho detto, sono ignorante dal punto di vista tecnico, quel tipo di codice che ti può far leggere Rusty Dogs piuttosto che l'Uomo Ragno, piuttosto che un altro tipo di fumetto, solo leggerlo, è già tanto, non mi sembra una cosa da poco. D'altronde lo vendiamo per leggerlo. Chi di voi, come si può dire, vorrebbe non avere i libri in casa, i libri che ha letto, che ha amato? Chi di voi gli volterebbe le spalle dicendo ma tanto mi occupano spazio e basta, cioè li ho letti, voglio dire, sbarazzatene? Nessuno. È vero, hai ragione, perché adesso ci sono ragazzi che nascono in un ambiente digitale e quindi magari non c'è. Però a me piace pensare che comunque la voglia di anche di possedere l'oggetto, di anche un po' di indossarlo, tra virgolette, nel senso che i libri che hai sugli scaffali un po' ti descrivono, secondo me, no? Ti definiscono. È bello averli in casa. E credo che questa sia una cosa che non ha a che vedere con le tendenze o con il fatto che, intendiamoci, che il teatro non è stato ucciso dal cinema, si è adattato, ha continuato a esistere. Quindi io insisto su questa cosa, non so neanche se la piattaforma digitale avrà un vero futuro per quanto riguarda i fumetti e la letteratura. Credo che il futuro della piattaforma digitale sia nella carta usa e getta, informazione, testi scolastici, elenchi telefonici, tutto quello che viene periodicamente macerato e deve essere aggiornato. Io lo vedo così, ma forse sono solo io che mi illudo, voi che dite? Io non credo che ti illudi, io sono finalmente convinto che i media non si annullino a vicenda, si sovrappongano, si assestano perché comunque danno una fruizione del prodotto ognuno diversa. C'è un bellissimo libro, L'arte del montaggio, in cui il cui autore è il montatore, anche esperto di fonica, di musica, del film il premio Oscar Paziente inglese. E lui dice, cioè, si credeva appunto che la fruizione a casa del film avrebbe danneggiato il cinema. In realtà la fruizione a casa tramite televisore in realtà diventa una proiezione pubblica, perché non è fatta solo per te. Tu sei a casa e le luci accese, puoi andare a farti un panino, intanto il film magari va, pure lo blocchi, eccetera. Paradossalmente invece quando tu sei in una sala scura circondato da 1000 persone e c'è un grande schermo acceso, sembra che quella proiezione sia intima, sia solo per te. E lo spettatore vuole anche questo, non vuole soltanto avere il film davanti magari in alta definizione, vuole a volte l'alta definizione, a volte vuole la fruizione intima. Ecco. Secondo me la fruizione digitale del fumetto può essere ugualmente soddisfacente, ma non è la stessa della fruizione tramite carta. E io credo che il lettore voglia entrambe le cose, così come appunto vuole il romanzo, vuole, vuole il telefilm televisivo e vuole allo stesso tempo il film cinematografico. Il problema secondo me è che la fruizione pubblica del film è già pagata, perché i film, anche se sono dati gratuitamente in televisione, si pagano con la pubblicità e con dei meccanismi, diciamo, che ti permettono di non spendere una lira. La fruizione digitale del fumetto è gratis perché tu te lo scarichi illegalmente e questa cosa qua va a danneggiare l'industria, mentre invece la proiezione del film in televisione non danneggia l'industria perché comunque gli introiti arrivano anche da lì in qualche maniera. Ecco, questo è il discorso. Io penso, se posso dire un'ultima cosa, che probabilmente, cioè l'idea che dice Emiliano, se da un lato è vero quello che dice Pierre, che poi consentirà la pirateria selvaggia, dall'altro lato
potrebbe comunque fidelizzare il cliente che magari se lo legge in due supporti diversi. Un altro sistema potrebbe essere quello di fare come stanno facendo alcune case editrici, case musicali indipendenti, che ti consentono per per un abbonamento di 10 euro al mese, per esempio, di poter scaricare tutto il catalogo, e quindi tu ogni mese paghi e puoi scaricare quello che vuoi. Io penso che anche Marvel e DC, per esempio, in America stiano andando verso quel tipo di approccio lì, in cui una persona paga un tanto al mese e potrà guardarsi tutto il catalogo. È chiaro che è ancora presto per vedere quello che succederà, ma vediamo. Grazie. Sì, anche questo è effettivamente un punto di vista. Io parlavo più di fruizione del prodotto. Abbiamo un altro... No. Si sta parlando della fruizione, eccetera, però io vorrei tornare invece a Rusty Dogs, perché al di là del fatto che poi si è parlato di supporti, eccetera, no, si sta parlando di supporti, però in realtà alla fine quello che rimane sono sempre le storie, i disegni, che al di là del fatto che vengano fruiti in un modo o nell'altro, quelle sono, cioè nel senso che gli autori ci saranno sempre, almeno spero, non credo che i computer possano sostituirli, per cui vorrei tornare qui a parlare di Rusty Dogs e volevo chiedere appunto, parlare dei tanti personaggi che animano la serie e del modo in cui tu li hai concertati, hai concertato le loro storie, perché è un modo un po' particolare, se non sbaglio, quindi volevo chiederti appunto come... Sì, no, nel senso che le storie si incrociano, ci sono dei personaggi che ritornano, eccetera. Allora, lo vorrei dire, però Stefano già ha rischiato di svelare troppo quando ha fatto l'introduzione, quindi su quell'aspetto non ci torno. Tanti personaggi ritornano e riecheggiano, perché le storie sono ambientate tutte nello stesso quartiere di una città non chiaramente specificata, ma in New York, che è New York in quanto luogo dell'immaginario del genere di riferimento di Rusty Dogs. I personaggi sono legati fra loro sotto vari punti di vista. Ci sono legami di parentela, ci sono legami affettivi in senso lato e ci sono anche legami di lavoro, un lavoro un po' particolare perché quasi tutti i protagonisti afferiscono all'ambiente criminale. Di conseguenza è facile che le storie risentano di questo humus e i personaggi stessi rappresentano l'ambiente in cui agiscono, in cui vivono. Allo stesso tempo, essendo Rusty Dogs una serie che, o meglio, io come sceneggiatore arrivo in un certo momento e cerco di prendere i personaggi alla sprovvista. Di conseguenza è facile che alcune storie non abbiano quello che si definisce un intreccio vero e proprio, ma siano delle tranche de vie di quel personaggio in quel momento che è criminale ed è un criminale o appartiene all'ambiente criminale e si capisce da alcuni argomenti, ma in quel momento non è detto che necessariamente faccia qualcosa di attinente al proprio ambiente. Beh, insomma, è comunque una bella responsabilità. No, dal punto di vista anche strettamente comunque narrativo, diciamo, cioè il sapersi anche soltanto raccapezzare. Mi immagino... In questo senso, infatti, quando parlavo della figura di Andrea Toscani, dell'editor, è importantissima perché c'è un protagonista per ogni storia, ma in ogni storia ci possono essere anche più personaggi. Fai una media di 3 personaggi a storia, viene fuori una cosmogonia di 150-160 personaggi. Quindi devi stare attento a come li chiami perché è facile ripetersi, devi stare attento all'età, devi stare attento anche al tipo di storia che racconti, perché questa è una cosa che è emersa mentre scrivevo, non era uno dei punti di arrivo che avevo quando lo stavo scrivendo, ed è una cosa che è emersa soprattutto negli ultimi 3 mesi, quando ti ho detto ho scritto tante storie rispetto ai tempi più recenti, più lontani. C'è una figura che è quella della figura paterna, che ha un ruolo particolare all'interno di tantissime storie. Quindi, essendo uno dei temi attorno a cui ruotano i vari episodi, è facile anche ripetersi da quel punto di vista, e quella è la cosa più difficile in assoluto.
La responsabilità che sento la sento innanzitutto nei miei confronti, nel senso che cerco di rispettare me stesso come lettore, quindi cerco di non farmi sconti e se una cosa avverto anche solo blandamente possa essere banale, la riscrivo. Cerco di essere severo con me stesso. L'altro senso di responsabilità che sento di pari intensità è nei confronti dei disegnatori, perché quello che ho cercato di fare, che cerco di fare con loro, che ho cercato di fare con Antonio, che ho cercato di fare con Pier, che ho cercato di fare con gli altri 43, è di scrivere per loro una storia che non li chiamasse soltanto come collaboratori, ma che in qualche modo fosse una distanza sulla quale loro potessero esprimere quelle che erano le loro esigenze principali come disegnatori, in maniera tale da essere coautori con me di quel piccolo brano di Rusty Dogs. Ecco, a proposito del brano, questa è una parola. Da un certo punto di vista si può usare questa immagine qua, è una sorta di concept album, è una sorta di disco, Rusty Dogs. Ogni breve episodio può essere visto come una canzone di un album che racconta un certo tipo di atmosfera. Ecco, è essenzialmente un fumetto d'atmosfera comunque sia. Ecco, leggendo alcune storie io ho avuto la sensazione di sentire musica. Consigli della musica con Rusty Dog? In alcuni episodi ci sono dei pezzi proprio citati perché serviva, ma quella lì è per riempirmi la bocca di parole grosse, è la cosiddetta musica diegetica, cioè la musica all'interno della narrazione che fa parte del mondo del personaggio che stiamo raccontando. Però prima di Rusty Dogs c'è sicuramente della musica, c'è la musica che mi piace, c'è la musica che ascolto abitualmente. Io sono abbastanza onnivoro con la musica, anche se qualcuno qua presente potrebbe obiettare, ad esempio Antonio. Parto dalla musica italiana, però soprattutto negli ultimi 4-5 anni mi sono riavvicinato a musica che ascoltavo quando ero ragazzo, più giovane diciamo, cerco di volermi bene. Quindi tanta musica folk, rock o anche hard rock americana, da Bruce Springsteen addirittura i Guns N' Roses, tanta musica che mi ha in qualche modo suggestionato. C'è tanto Tom Waits prima di Rusty Dogs. Quello che cerco di fare è di fermarmi laddove la parte conscia di me si rende conto che sta andando a pescare da qualche parte, perché non mi piace scrivere in maniera citazionistica, è proprio una cosa che non mi appartiene come sceneggiatore. Come lettore mi può piacere tanta roba scritta in quel modo, come scrittore non fa parte di me. Quando mi accorgo che sto per citare qualcosa, torno indietro e riscrivo. Una buona cosa, almeno la ricerca non sempre ci si riesce, ma almeno cercare l'originalità non è una cosa da poco. Ecco, una domanda riguardo proprio al mezzo, nel senso che comunque sia pubblicare su un blog significa anche esporsi ai commenti. Come ti rapporti rispetto ai commenti dei lettori, suppongo, anche dei collaboratori, ma soprattutto dei lettori? Ecco, come ti rapporti ai tuoi lettori? Ti lasci influenzare da loro? Ti lasci oppure insomma, pensi che possono avere una funzione interattiva con quello che fai? No, allora, il fatto che Rusty Dogs sia pubblicato su un blog e non su un sito ha un significato ben preciso, perché uno dei motivi per cui non ho cercato un editore era anche quello. Come avevo urgenza di scriverlo, urgenza di metterlo in linea, mi piaceva anche l'idea che fosse immediata la risposta di chi leggeva. Questo era dato soprattutto dal fatto che internet è gratis, Rusty Dogs si legge gratuitamente, quindi c'era questa possibilità. E l'interfaccia migliore per poter avere questo era proprio un blog. Da questo punto di vista siamo stati finora molto fortunati perché abbiamo fatto evidentemente tutti un buon lavoro, quindi critiche particolari non ce ne sono state, a parte qualche sfumatura, anzi l'unica critica che c'era stata me la fece Andrea Toscani prima di diventare editor e siccome l'ho trovata estremamente pertinente e perfetta, allora gli ho chiesto se volesse farmi da editor. Poi per il resto, a qualche personaggio un po' particolare, internet permette l'anonimato. C'è un anonimo che ha commentato in maniera un po' cruda un episodio, ma con quelli io non ho problemi, a me non piace blandire chi legge Rusty Dogs, lo ringrazio per il commento che sia positivo o negativo.
Se, a prescindere dal fatto che faccia un commento negativo, l'intenzione è soltanto quella di colpire me o ancora peggio i disegnatori, non ci metto nulla a sbatterlo fuori. Mi pare un'ottima idea, anche perché comunque il blog lo permette, la struttura stessa. Per un semplice motivo, si fraintende sempre su internet, il fatto di stare su internet ti espongono le critiche, è vero, verissimo, però ci si dimentica di una cosa, anche se vai in un luogo pubblico come un blog, è pubblico perché tu puoi interagire con chi cura il blog, che sia un blog dove viene pubblicato un fumetto, che sia un blog in cui si parla di politica, di religione o di uncinetto, non cambia nulla. Il problema è che le persone che entrano con un certo tipo di atteggiamento si dimenticano che quel blog è casa altrui, è una casa aperta, ma quelle porte si possono chiudere immediatamente se io non ti ci voglio più in quella casa, sei casa mia. No, mi pare assolutamente più che giusto. Niente, io francamente non ho altre domande. Mi chiedevo se c'erano curiosità dal pubblico, domande o niente, semplicemente precisazioni. E ti pareva? Volevo fare una domanda ai due disegnatori. Quali sono stati, diciamo, le cose più facili e le cose più difficili, per Pier quali saranno nel caso, ma per Antonio quali sono state diciamo, le cose più semplici da disegnare e le cose più difficili, le sfide da affrontare invece per quanto riguardava la storia su cui sono stati impegnati. Grazie. Non per fare presuntuoso, per carità, però anzi la storia di Emiliano è arrivata dopo che ho fatto l'episodio per davvero, dove dovevo muovere 6 personaggi in ogni vignetta. L'episodio che ho fatto per Rusty Dogs invece praticamente non ci sono nient'altro, sì, c'è un piede e un cane che passeggia, tutto il resto è paesaggio, è questa ambientazione che racconta. E quindi l'unico vero dramma è stato che, siccome il metodo di lavoro che ho utilizzato è stato ricreare tutta l'ambientazione in 3D con un programma, con Maya, poi andavo a ripassarla e davo tutte le atmosfere varie su Photoshop. Il problema grosso è stato che appena avevo finito di fare tutta l'ambientazione ho perso il file e quindi ho dovuto rifare in tempo 2 giorni tutto quello che avevo fatto in un mese di lavoro e questa è stata la cosa veramente difficile. E poi vabbè, forse anche la narrazione comunque non è stata semplicissima perché appunto non avendo persone che recitano nella vignetta, riuscire a tenere l'attenzione del lettore non è facile. Meno male c'erano i suoi dialoghi, quindi non. Anzi, me l'aspettavo più cattivo, invece forse l'ho preso a stanchezza e dopo anni non ci sono stati neanche tantissimi, è andata liscia via. Io finora ho fatto la parte preliminare alla storia vera e propria, che è quella dei layout, e quindi lì con Emiliano abbiamo, ed è vero quello che diceva prima Emiliano, che pensa molto al disegnatore, perché io addirittura gli ho chiesto di scrivermi una storia più cruda. La prima che avevi scritto era una cosa molto statica, diciamo, quieta, che badava più alla vita interiore, si può dire, dei personaggi. E io gli ho chiesto invece una tamarrata, come mio solito, per poter coreografare cose cruente e trucide. Dovrebbe venire piuttosto bene, perché ci siamo scambiati le auto, li abbiamo messi a punto, è una storia che va a ritroso, ed è muta, non ha dialoghi. Bellissimo, sì. Io non vedo ora di metterci mano. Per adesso però stiamo ancora con il cantiere per l'aria. Benissimo, va bene così allora. Io vi ringrazio tanto per la partecipazione a questo incontro. Continuate a leggere Rusty Dog